Non si può più parlare di crisi ma di profondo cambiamento e il futuro sarà di chi riuscirà a comprenderlo prima. Queste le conclusioni emerse dalla giornata dell'economia terziaria trevigiana organizzata da Ebicom e Confcommercio con il sostegno di Veneto Banca. Un appuntamento che come ogni anno ha fatto il punto sullo stato di salute del settore grazie alle rilevazioni del General Report, il rapporto ufficiale sull'andamento economico ed occupazionale del commercio, del turismo e dei servizi realizzato dal centro studi Ebicom Lab. E le sorprese non sono mancate, a cominciare dalla crescita del numero di attività che testimonia la vitalità del settore nonostante il clima negativo. Questo è un dato importante perché guardando il periodo dal 2010 al 2014 rileviamo che ci sono circa 200 nuove attività al netto delle chiusure. Quindi questo è un elemento importante perché significa che il tessuto imprenditoriale si va in parte rinnovando e va crescendo anche come numero. Ma la novità più appariscente è certamente la trasformazione del mercato del lavoro. Gli effetti del Jobs Act si sono fatti sentire e dopo 8 anni di crisi si registra un segno più in bilancio alla voce assunzioni a tempo indeterminato. Il saldo dei contratti a tempo indeterminato è stato positivo per 150 unità in provincia di Treviso. Questo è un segnale importante perché negli ultimi anni, sebbene l'occupazione fosse cresciuta nel terziario, questo va detto infatti, si era molto trasformata, nel senso che era diminuita la componente più stabile, quindi i contratti a tempo indeterminato, ed era aumentata parallelamente la componente più flessibile, quindi i contratti a progetto, l'apprendistato, il part-time, cioè tutti quei contratti che chiaramente avevano una durata determinata in sostanza. E per il nuovo che avanza, Confcommercio è pronto a mettere in campo nuovi strumenti a sostegno delle imprese, grazie anche al contributo di Ebicom, ente bilaterale della provincia di Treviso. Noi riteniamo che si debba ovviamente pensare anche a una formazione che formi oltre che i lavoratori dipendenti, ma anche chi pensa di diventare un imprenditore. Tant'è vero che abbiamo fatto un accordo, un protocollo con la banca etica per finanziare start-up a giovani che vogliono aprire un'attività. Il compito nostro è quello di guardare avanti e incoraggiare ovviamente chi vuole investire. In un periodo che resta difficile per il terziario, un messaggio di fiducia da parte di Ascom Confcommercio ai suoi associati, forte della consapevolezza di un settore sempre più leader dell'economia trevigiana. Noi rappresentiamo oggi più del 50% del prodotto interno lordo, cioè della ricchezza di questa provincia, e spesiamo oltre il 53% dei salari e degli stipendi. Quindi non è più l'industria il settore trainante della provincia di Treviso, ma è il terziario di mercato, commercio, turismo, servizi, cioè noi. E se crediamo in questo e ci muoviamo in questo senso, sicuramente il successo diventerà molto più palpabile per tutti.